La tecnica che abbiamo di river trekking ci permette di camminare e nuotare rimanendo sempre dentro il fiume. Quando abbiamo fatto tutto il fiume per i suoi 64 km siamo sempre rimasti all'interno del fiume camminando e nuotando e per questo abbiamo potuto osservare proprio tutte le sue caratteristiche. La tecnica del river trekking è adatta a quasi tutti perché di fatto non è previsto l'utilizzo di corde, è necessario saper nuotare, ma è anche bello tante volte farsi trasportare dal fiume e passare, come abbiamo visto, attraverso le grotte oppure tuffarsi dalle varie posizioni incredibili che abbiamo visto. Quindi diciamo che il river trekking è veramente un modo diciamo avvincente, avventuroso, ma anche abbastanza semplice per vivere il fiume e viverlo in tutte le sue parti. Bene ragazzi, siamo finalmente entrati in acqua nel fiume Natisone. Il fiume oggi è perfetto, abbiamo una portata ottimale, l'acqua limpidissima. Siamo dentro appunto il canyon del Natisone, in questo tratto è abbastanza stretto e continueremo a fare questo percorso per 2 km all'interno di questi posti che sono meravigliosi. Però è fondamentale la sicurezza. Abbiamo con noi un giubbotto salvagente che tiene tutto il nostro peso, quindi con questo giubbotto siete assolutamente sicuri di galleggiare in qualsiasi condizione, anche il vostro casco galleggia e le mute vi proteggono dal freddo. Direi che la situazione è perfetta per oggi, quindi il divertimento sarà assicurato. Pronti? Via! Via! Siamo arrivati adesso in un punto molto particolare del fiume, vedete che le pareti cominciano ad essere alte 20 anche 30 metri, con queste rientranze e queste grotte. Tutte le pareti del Natisone sono fatte di conglomerato. Il conglomerato è una roccia abbastanza recente ed è costituita da ghiaie cementate da carbonato di calcio. Queste acque sono ricchissime di carbonato di calcio perché vengono proprio dalla zona carsica dell'Italia e della Slovenia. Tra questi anfratti, fra poco entreremo in una grotta allagata, particolarmente suggestiva. Vedete, l'acqua è limpidissima, il colore è incredibile e i giochi di luce che fa in questo momento verso l'ora di pranzo sono veramente eccezionali. Siamo arrivati in questa spiaggia, la spiaggia di Purgessimo, che è di fatto il nostro punto finale del percorso di river trekking, e adesso invece inizieremo un percorso con l'aiuto delle canoe e le canoe ci aspettano su quella spiaggia, quindi direi che andiamo subito a prendere per iniziare questa altra avventura.
Per lavoro spesse volte mi trovo sui fiumi per eseguire dei monitoraggi, degli studi geologici o per semplicemente misurare la portata dell'acqua. Però questo fiume Natisone ci ha veramente stregato da subito perché è talmente vario nel suo percorso, dal fiume con il letto molto ampio a delle zone invece dove ci sono delle forre, dei canyon, dei posti magnifici dove ci sono le confluenze con altri fiumi, le sorgenti, gli animali. Insomma, è un posto veramente stupendo che cambia nel corso dell'anno, cambia con la luce del giorno anche. C'è qualche cosa per tutti, appunto sotto il profilo biologico, geologico, speleologico, ci sono delle grotte che sono censite proprio sul fiume Natisone. E poi la storia è incredibile perché non è solamente Cividale, ma ci sono i Celti, i Romani che sono passati in tanti punti sul Natisone, non solamente a Cividale. Quindi un connubio perfetto tra natura, avventura, storia. Per vivere il fiume bisogna immergersi nelle sue acque. E da qui è nata proprio l'idea del river trekking, quindi scendere il fiume camminando e nuotando dentro il fiume. Quando poi abbiamo avuto un'idea di scenderlo tutto per i suoi 64 km, da dove comincia fino alla sua confluenza con il Torre, beh lì allora veramente l'amore per questo fiume è diventato enorme, perché abbiamo conosciuto ogni singolo tratto, ogni singolo metro. Ed è stata una cosa che non era mai stata fatta prima, quindi è stata una prima volta in cui in river trekking io e Ilaria siamo scesi appunto incontrando poi anche la gente sul fiume, perché ogni sera avevamo le persone che vivono proprio sul fiume che raccontavano le loro storie. E il successo è stato tale che anche le persone che vivono sul fiume si sono accorti che vedendo il fiume facendo il river trekking, scendendolo in canoa, si riescono ad apprezzare situazioni e scorci che altrimenti sarebbero invisibili. Tant'è che anche appunto le persone di Cividale, di San Pietro Natisone che sono scese con noi hanno detto: pensavamo di conoscere il fiume, abbiamo visto cose che non pensavamo esistessero. La cosa bella è che pur essendo sceso lungo questo fiume con altre persone, da solo, centinaia di volte, ogni volta sono emozionato di questo e ogni volta vedo cose nuove. Dicevamo prima insieme sulla riva, sul fiume Natisone non siamo qui per fare delle gare, nessuno deve arrivare primo, nessuno deve vincere nulla, ma tutti devono gustare e godere di questo fiume che è eccezionale.